Non c'è un momento di tregua all'Arcoveggio, siamo arrivati alla decima corsa ed è il premio Due Torri, trofeo Avvocato Augusto Calzolari. Un tempo Gran Premio, oggi ovviamente ridotto a prova comunque di cartello. Sono i 4 e 5 anni, 7 al via, Zitto Zitto GSO, Zenotab, Viola Trio, Zarrazza Italia, Vetero P, Zefiro Gual in prima fila, Zanzibar Wise AS in seconda. Favori per Zanzibar Wise su Zefiro Gual, macchina che stacca con Zenotab che cerca di mantenersi in vantaggio contro Viola Trio e Zarrazza Italia invece è ripiegato. E così sulla curva Zenotab in vantaggio nei confronti di Viola Trio. Il più svelto è stato Zenotab, 14,1 il lancio. Viola Trio si è accodata, poi Fetero P, ora la mossa esterna di Zanzibar Wise AS che subisce però l'anticipo di Fetero P. 400 iniziali in 29,4. Fetero P si profila su Zenotab che non si oppone e lascia sfilare Fetero P, così Zanzibar Wise costretta all'esterno, scoperta. Primi 600 in 44 per Fetero P. Antonio Di Nardo, anticipato Alessandro Gocciadoro e ora se la gioca al comando. All'esterno anche Zefiro Gual, mentre in coda c'è Zarrazza Italia, raggiunto da Zitto Zitto GSO, intanto 58,8 per gli 800 metri iniziali. Si affronta il secondo giro con situazione tattica invariata, Fetero P in vantaggio, Zanzibar Wise che spinge all'esterno, Zenotab lungo la corda, al largo Zefiro Gual e siamo al 600 dalla conclusione dopo un chilometro, in 1.13,7, Fetero P in vantaggio, Zanzibar Wise che a 500 prova ad avvicinarlo ma va bene ancora facile, almeno visivamente Fetero P. Cavalli a 400 dalla conclusione, il parziale in 14,3, Zanzibar Wise però non molla l'osso e a contatto rimane Zenotab, poi Zefiro Gual, ancora Viola Trio e Zitto Zitto, alla corda Zarrazza Italia, siamo al completamento della piegata con Fetero P che si mantiene in vantaggio, entra addirittura d'arrivo in vantaggio, una lunghezza sugli avversari, Zenotab ci prova all'interno, Zanzibar Wise ancora al largo, Fetero P in vantaggio, Zenotab va all'interno, finale con Vettel riesce a contenere Zenotab fin sul palo, al terzo dovrebbe essere Viola Trio. 1.12,5 il ragguaglio conclusivo. E Gianni Targhetta ha qualcosa da dire nel finale? Vediamo se c'è stato un piccolo contatto forse fra i due cavalli. Da questa immagine non è possibile rilevarlo e possiamo soltanto dire che Fetero P transita per primo sul palo contro Zenotab, mentre sbuca bene Viola Trio al terzo, piegando Zanzibar Wise AS che cede nel finale. Premio Due Torri dunque che vede Fetero P e Antonio Di Nardo a segno, ancora il training di Gennaro Casillo, la quota di 9,9 al totalizzatore. Rivediamo nuovamente l'arrivo. Fetero P e Zenotab, non ci sembra che ci sia contatto, ma naturalmente aspettiamo comunque per ufficializzare l'ordine d'arrivo l'eventuale intervento della giuria.